Riunione ieri di associazioni e cittadini che intendono dire la loro su Agrigento Capitale della Cultura per stilare un programma di azioni ed eventi. Sequestrati i taxi del mare abusivi che operavano alla Scala dei Turchi, la denuncia portata avanti da Mare Amico. Nonostante il mare mosso, numerosi arrivano, 34 siriani ed egiziani a Lampedusa. Ribera si fa il nuovo look con vie e piazze, soddisfatto il sindaco Ruvolo. Clima, ecologia e ambiente al centro di un partecipato contest, l'intervista ad Alessio Lattuca. Il futuro e i progetti dell'Università di Agrigento nelle dichiarazioni del presidente dell'ECUA Perino. Caddi come una lucciola al parco letterario in Contrada Caos. Il 28 giugno la consegna dei premi Butita, ad Agrigento il 22° congresso internazionale del Panathlon, una mostra su Santa Rosalia e la presentazione del libro L'imbroglio a Porto Empedocle. Per lo sport l'Acragas con grandi novità all'orizzonte. A tutti un saluto dalla nostra redazione in apertura Agrigento, capitale della cultura. Ieri c'è stata una riunione alla quale hanno preso parte associazioni e cittadini, chiunque volesse dire qualcosa su questo tema. Di fatto c'erano in tanti, ma non tutti. Sentiamo. Sindaco, la riunione di oggi è una riunione importante, costitutiva dei progetti di Agrigento 2025. Cosa si ci aspetta da questo incontro? Ma è una riunione che io voglio da mesi, finalmente avendo chiuso un po' burocraticamente le vicende della fondazione, oggi essendo operativi possiamo realizzare quello che io sempre volevo, cioè coinvolgere l'intera cittadinanza e le associazioni, ma anche il singolo cittadino, per ricevere, avere proposte, consigli, desideri, idee per migliorare la nostra città in virtù del 2025. Giovanni Perino è il nuovo presidente dell'ECUA che oggi introdurrà i lavori a questa iniziativa, a questo dibattito aperto tra la città, le associazioni del territorio, al consorzio universitario in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sì, io sono stato da pochissimo nominato presidente del consorzio universitario. Il primo problema che ho affrontato è stato appunto confrontarmi con il presidente della fondazione. Tra l'altro il presidente della fondazione è designato dal consorzio universitario e quindi nello spirito della viva collaborazione e della massima sinergia abbiamo già dato disponibilità al presidente di utilizzare i locali del consorzio anche per le loro finalità istituzionali. Questo perché ritengo e riteniamo tutti che Agrigento ha un'opportunità che deve sfruttare al massimo. Portare Agrigento a farla conoscere a tutto il mondo, e dico a tutto il mondo per le sue bellezze e perché ha la qualità, credo che sia un elemento indispensabile, necessario e che lo dobbiamo a tutti gli agrigentini, oltre che alla Sicilia intera. Dottoressa Scavone, anche lei è presente a questa iniziativa e guiderà un tavolo. Quale sarà lo scopo di questo incontro e le finalità? Il tavolo che coordino io, nella qualità di coordinatrice del corso di laurea in architettura e progettazione costruito, si occuperà del rapporto tra il centro storico e le periferie. Agrigento non è solo valle, non è solo centro storico, non è solo mare, ma in realtà ha tante altre elementi interessanti ed è molto importante che tutta la comunità riscopra anche le proprie potenzialità, le proprie vocazioni, ma anche che ci faccia conoscere soprattutto allo staff di questo grande progetto quali sono le esigenze, le caratteristiche, le opportunità. Florinda Saliva, lei sarà tra i relatori di questo incontro in vista di Agrigento 2025? Sì, il mio compito oggi in realtà è quello di raccogliere quali sono le esigenze e le istanze degli operatori culturali. Quindi
di raccogliere un po' quello che è l'atmosfera che c'è attorno a Agrigento Capitale, quali sono appunto le necessità che gli operatori culturali hanno, quali sono le attese anche da parte dell'organizzazione e capire insieme cosa possiamo proporre per questo grande evento che coinvolgerà tutta la comunità. Riguarda l'accoglienza in particolare nel suo campo, no? No, nel mio campo riguardo appunto la progettazione culturale e gli eventi culturali. Le vostre aspettative quali sono? Ma in realtà noi non abbiamo aspettative, nel senso che continuiamo a fare il nostro lavoro come Farm, abbiamo un progetto che realizzeremo comunque a prescindere, che è la Biennale delle città del mondo. Stiamo raccogliendo da parte dei nostri stakeholder comunque tante iniziative che vorrebbero proporre. Oggi di fatto è la prima riunione aperta al pubblico, aperta agli operatori, e quindi capiremo se ci sono gli spazi per poter ampliare o implementare le nostre attività. Il primo di una serie di incontri che realizzeremo con il territorio, non soltanto agrigentino ma il territorio provinciale, perché questa è la capitale della cultura, ma è la capitale della cultura della Sicilia, con particolare riferimento ovviamente alla provincia agrigentina. Oggi c'è il primo di una lunga serie di tappe, di incontri, che è finalizzato chiaramente a condividere col territorio, con le associazioni culturali, con le associazioni datoriali, una serie di idee, percorsi, connessioni, per creare tutta una serie di iniziative che chiaramente da quest'anno potranno promanare negli anni successivi. La particolarità ovviamente è quella di far sì che il 2025 sia soltanto l'anno di partenza, non l'anno di arrivo. Viceversa avremo fallito una grande esperienza, una grande opportunità. È una opportunità, ripeto, però è anche una responsabilità che deve essere condivisa, perché se noi vogliamo realmente cambiare questa nostra provincia, abbiamo adesso questa grande capacità oggi di far squadra, quindi trasformare quelli che sono i nostri desiderata in qualcosa di concreto, e questo potremmo dispiegarlo così nei prossimi 5 anni. È la nostra grande opportunità, è l'opportunità del territorio, delle risorse locali, degli imprenditori, dei talenti, quindi necessita adesso di imbroccarsi le maniche, sapere fare squadra, guardare con grande fiducia veramente il futuro. Sequestrate tutte le imbarcazioni che venivano utilizzate come taxi del mare alla Scala dei Turchi, accade su sollecitazione di Mare Amico. Vediamo. Tour per ammirare la Scala dei Turchi con natanti che sviluppano l'attività completamente in nero e in maniera abusiva. Il fenomeno era stato denunciato da Mare Amico di Agrigento, che a testimonianza ha diffuso nei giorni scorsi un video. La presa di posizione dell'associazione ambientalista ha portato oggi i suoi frutti. In una nota diramata alla stampa, Claudio Lombardo ha affermato che nel corso delle prime ore del mattino Mare Amico ha assistito ad una interessante operazione compiuta dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle. In particolare, la motovedetta della Capitaneria ha sequestrato tutte le imbarcazioni che venivano utilizzate come taxi del mare alla Scala dei Turchi. Questa operazione, afferma Lombardo, si è potuta concretizzare anche grazie a Mare Amico, che ha fatto numerose denunce sulla pericolosità di questi trasporti abusivi, oltretutto effettuati completamente in nero. Soddisfazione dell'associazione ambientalista, che conclude così: oggi lo Stato ha risposto con questa perfetta operazione di ripristino della legalità. E nonostante il mare molto mosso di questi giorni, a Lampedusa ci sono stati 2 sbarchi, un barchino di 8 metri con a bordo 34 siriani ed egiziani, è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera, e i carabinieri della tenenza isolana hanno bloccato a Cala Pisana 4 migranti arrivati direttamente sulla terraferma con un natante di 7 metri, una carretta che è stata poi posta sotto sequestro. Una donna è morta e 3 persone, fra cui 2 bambini, sono rimaste ustionate nell'incendio di un'abitazione nella notte scorsa a Vittoria nel Ragusano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2,30 in Piazza dell'Unità, a pochi metri dall'ex chiesetta della Trinità. Sembrerebbe che ad appiccare il fuoco possa essere stato un uomo,
originario della Tunisia, con problemi psichici. L'uomo era ospite a casa della madre quando, dopo una lite, ha dato alle fiamme l'abitazione cercando di uccidere così la donna, il marito e i 2 bambini, che hanno riportato ustioni gravissime. Il tunisino è fuggito ma è stato arrestato dalla polizia. La madre è morta in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate. I 2 bambini sono in gravi condizioni. Ustionato anche il marito della donna. La Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri di Ragusa, ha eseguito un'importante operazione di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. I militari dei comandi provinciali di Catania e Ragusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale, che hanno interessato 16 individui. Gli indagati sono accusati di vari reati, tra cui associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi e traffico di stupefacenti. L'operazione è stata condotta dal gruppo investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza di Catania, dai carabinieri del nucleo investigativo di Ragusa. Ha visto un'accurata indagine iniziata nel lontano 2016, protrattasi fino al 2023. Le investigazioni hanno svelato le dinamiche criminali di un'associazione mafiosa operante a Vittoria e altri comuni del Ragusano, guidata da un esponente di spicco, e i ruoli degli altri indagati, monitorando le attività anche durante il periodo di detenzione dei capi clan. Le attività investigative hanno rilevato la partecipazione dei figli del leader nella gestione degli affari imprenditoriali nel settore degli imballaggi, utilizzando metodi intimidatori per influenzare la concorrenza. Il clan avrebbe aggirato un sequestro di beni del valore di 35 milioni di euro emesso dal Tribunale di Catania. Inoltre nel 2021 l'arresto di un associato trovato in possesso di un'arma da fuoco e di una notevole quantità di droga ha evidenziato l'interesse del clan nel traffico di stupefacenti. Il gruppo avrebbe anche utilizzato metodi intimidatori per riscuotere debiti di droga. Alla fine delle indagini il GIP di Catania ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 16 indagati, riconoscendo l'esistenza di un grave quadro indiziario a loro carico. E avrebbe sparato 2 colpi di arma da fuoco contro la finestra della camera da letto della vicina di casa. È successo a Licata, dove un 54enne del posto è stato denunciato per minacce, danneggiamento aggravato, detenzione abusiva di cartucce, stalking. A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa, che durante la notte aveva sentito alcuni strani rumori. E ancora un incidente sul lavoro nell'Agrigentino. Un giovane agricoltore di Menfi si è ribaltato con il trattore mentre stava arando un appezzamento di terreno. L'uomo, che ha riportato gravi traumi alle gambe, è stato immediatamente soccorso e trasferito con elisoccorso al centro politrauma di Palermo, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. E cambiano gradualmente aspetto, apparendo più pulite e decorose le vie e le piazze di Rivera. Ne è soddisfatto il sindaco Ruvolo. L'impegno assunto in campagna elettorale è diventato realtà. Lo afferma il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo. Cambiano gradualmente aspetto, apparendo più pulite e decorose, le vie e le piazze del comune crispino. Grazie all'opera svolta dagli operatori di pubblica utilità sono 20 persone partecipanti ai progetti di utilità collettiva promossi dal distretto socio-sanitario ed avviati lo scorso 20 maggio. Da 3 settimane, 3 squadre composte da uomini e donne tra i 18 e i 59 anni stanno spazzando e ripulendo il territorio dai rifiuti e dall'erba alta. Grazie alla sinergia con il personale dell'ufficio manutenzione del comune e con la società Riberambiente, sono stati già riempiti e portati in discarica decine di sacchi colmi di carta, plastica, vetro, lattine e sfalci di potature ed erbacce. Gli interventi di pulizia, che stanno interessando anche alcuni uffici e scuole comunali, sono partiti dal centro storico e proseguiranno per tutta la città.
Sono oltre 30 gli interventi finanziati con i 182 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione destinati ai beni culturali della Sicilia. Numerosi quelli mirati alla valorizzazione, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale dell'isola, grazie all'accordo firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Tra i principali finanziamenti, partendo da Palermo, 15 milioni di euro sono stati destinati per il restauro della volta e le decorazioni del Teatro Politeama. Quasi 3 milioni per la valorizzazione dell'itinerario del Deco a Palermo con Casa Savona e del Liberty attraverso il restauro architettonico, decorativo e degli esterni di Villino Ida Basile e di Villino Florio all'Olivuzza. E ancora 1 milione servirà per migliorare la fruizione da Real Casina Cinese con annesso restauro del giardino storico. In provincia destinati 1,2 milioni per il restauro delle decorazioni delle navate del Duomo di Monreale e 1,1 milioni per il ripristino degli apparati decorativi interni e la riqualificazione esterna del Duomo di Cefalù. A Catania oltre 6 milioni saranno investiti per la riqualificazione di Castellursino, 1,5 milioni per il restauro del transetto delle torri e della copertura delle absidi della cattedrale, 5 milioni per il recupero funzionale del secondo piano e il restauro dei prospetti dell'ex manifattura tabacchi, sede del museo interdisciplinare. A Siracusa 2,3 milioni saranno impiegati per il restauro delle torri del Castello Maniace e sempre 2,3 milioni per il consolidamento e il restauro del Tempio di Apollo. Mentre nella provincia di Ragusa quasi 5 milioni sono destinati alla riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco archeologico di Camarina e più di 1 milione per la musealizzazione del relitto delle colonne. Infine 8 milioni andranno alla riqualificazione e sistemazione dei percorsi del quartiere rupestre di Chiafura Scicli. A Enna oltre 7 milioni per il recupero, la valorizzazione e il completamento della Rocca di Gagliano Castelferrato e 6,4 milioni a Piazza Armerina per il completamento del restauro, oltre che per interventi strutturali e nuove coperture della Villa Romana del Casale. Più di 16 milioni a Messina per i lavori di rifunzionalizzazione della Cittadella della Cultura, ex complesso ospedaliero Regina Margherita, e ancora in provincia 6 milioni a Lipari per la musealizzazione del relitto di Capistello, circa 800.000 a Motta d'Affermo per il restauro della chiesa di San Pietro. A Caltanissetta 2 milioni per la tutela e la valorizzazione delle mura timo-leontee e delle strutture arcaiche, oltre che per il completamento dei percorsi e il collegamento con il mare, quasi 4 milioni per la riqualificazione del castello manfredonico di Mussomeli. Ad Agrigento poco più di 6 milioni per la risistemazione del Museo Pietro Griffo, 4 milioni per il risanamento conservativo e il miglioramento strutturale del complesso monumentale di Santo Spirito. Per la provincia di Trapani, infine, 1,5 milioni saranno impiegati per la manutenzione straordinaria del porticciolo e la sistemazione delle aree esterne della tonnara di Favignana, ex stabilimento Florio. 3 milioni per la realizzazione di una serie di opere, tra cui un visitor center con parcheggio adiacente al Carto di Burri a Gibellina, 1,4 milioni per la manutenzione straordinaria del castello arabo normanno di Castellammare del Golfo. Contest per il clima, l'ecologia e l'ambiente del Movimento per la Sostenibilità. Noi abbiamo ascoltato Alessio Lattuca. È davvero stata una giornata speciale, abbiamo avuto una partecipazione davvero significativa di moltissime scuole, non solo di Agrigento ma da altre parti della Sicilia, e abbiamo avuto una particolare attenzione da parte del sindaco di Napoli, il quale ha mandato una bellissima lettera per adesione alla nostra iniziativa e oggi è intervenuta la rappresentante per l'ambiente del Comune di Napoli per chiedere, intanto per offrire la loro collaborazione, ma per chiedere anche una collaborazione da svolgersi nella città di Napoli. Devo dire che i ragazzi hanno fatto dei lavori davvero fantastici, si sono impegnate le scuole, i docenti, c'è stata una condivisione davvero straordinaria su un tema che dovrebbe essere il tema della politica, ma del quale la politica se ne occupa poco, purtroppo. Anzi, osserviamo che ci sia un approccio negazionista che certamente non fa bene né alle comunità né al pianeta. Dovrebbero questi politici rifletterci, studiare, perché con la conoscenza e con la competenza che si può sostenere un problema come quello del clima. Nonostante vi siano le scelte fatte da Kyoto, da Parigi e in ultimo poi in Egitto, insomma,
D'altro canto, da tutte questi eventi, da queste riunioni, viene fuori che c'è un problema grave, solo con dati scientifici certi e acclarati da fior di studiosi, però le persone fanno finta di non vedere. Mi sembra come un bel libro che ho letto qualche tempo fa, I sonnambuli, quando stava per accadere la seconda guerra mondiale, tutti stavano lì a pensare cosa fare e poi è arrivata la guerra. Un po' quello che sta accadendo anche adesso con l'Ucraina, con Palestina e Israele. Non c'è peggio di chi non vuol vedere. Purtroppo viviamo un momento talmente pericoloso, talmente difficile, invece presupporrebbe un impegno particolare delle sensibilità che si vedono poco in giro, ma i ragazzi oggi hanno dimostrato tanta di quella sensibilità che gli adulti dovrebbero un po' vergognarsi delle loro insensibilità. Presidente Di Betta, l'Auser organizza oggi una giornata dedicata a Giacomo Puccini con una performance lirica. Sì, l'Auser, la Libera Università Agrigentina, Auser, è un'associazione che da oltre 20 anni, nata nel 2002, da oltre 20 anni promuove iniziative in favore della terza età, iniziative di carattere culturale, sociale, di solidarietà e anche di impegno civico. Questa sera abbiamo pensato di organizzare questa performance lirica dedicata a Giacomo Puccini, del quale ricorre quest'anno il centenario della morte. Puccini è stato un autore importantissimo per la musica italiana, ma per tutta la musica internazionale. Le sue opere sono state e continuano a essere rappresentate con successo in tutti i teatri del mondo. Puccini nasce da una famiglia di musicisti, nasce a Lucca e tra le sue opere più importanti, più conosciute, ricordiamo la Manon Lescaut, che è l'opera che gli permette di raggiungere il successo. Successivamente opere come La Tosca, come la Madama Butterfly, come Gianni Schicchi, La Tosca e per finire la Turandot, che è un'opera, l'ultima, incompiuta. Puccini compone 2 atti e disegna il terzo atto senza portarlo a compimento perché muore peraltro in Belgio, dove era andato per delle cure mediche, ma poi rientra, le sue spoglie rientrano in Italia e trovano sepoltura nella amatissima Torre del Lago. Oggi 2 cantanti lirici, Giovanna Vullo e il pianista Salvatore Galante, che vi intratterranno musicalmente. Sì, proporranno un importante, significativo repertorio delle principali opere pucciniane e sono 2 professionisti di grande qualità. Il maestro Giovanna Vullo è soprano di grande scuola e anche di grande capacità espressive. Il pianista è il maestro Salvatore Galante, anche lui con studi importanti e con esperienze musicali, anche personali, perché non solo è maestro di pianoforte, ma è autore di numerose composizioni e stasera credo che ci farà ascoltare anche qualcosa di suo. Parliamo adesso di progetti e futuro dell'Università di Agrigento nelle parole del presidente dell'ECUA, Giovanni Perino. Questo è un problema un pochino più, è più problematica la cosa, però sicuramente lo faremo. Già ho attivato dei tavoli sia con l'ERSU che con il polo universitario, proprio perché dobbiamo sederci tutti insieme e stabilire quali sono le priorità e sapere chi cosa deve fare. Lei ha un'idea, un obiettivo personale?
L'obiettivo personale è quello di rilanciare sicuramente il consorzio, quello di aumentare l'offerta formativa, quello di far star bene i ragazzi, perché è questo quello che dobbiamo. Comunque il consorzio ha già una base abbastanza forte da cui ripartire. Penso proprio di sì, però non è sufficiente. Dobbiamo continuare, dobbiamo confrontarci con il rettorato, dobbiamo confrontarci con l'ERSU, dobbiamo rendere dei servizi agli studenti. Gli studenti devono essere contenti di frequentare il polo universitario, gli studenti dobbiamo incentivarli a restare qui e non certo ad andare a trovare altre università al di fuori della loro città di Agrigento, al di fuori della provincia e quantomeno anche al di fuori della Sicilia. Quali corsi innovativi vorrebbe far partire ad Agrigento? Per esempio ipotizzo il corso di archeologia, per esempio ipotizzo anche un corso sull'intelligenza artificiale laddove si potesse fare. Dico, ci sono grandi programmi, grandi progetti, vediamo cosa riusciamo a fare. Caddi come una lucciola, ogni giovedì cibo, cultura e letteratura al Parco Letterario Pirandello di Contrada Caos. Ce ne riferisce l'ingegnere Bernardo Barone, che è proprio il patrono di questo sito e di questo parco. Caddi come una lucciola, un viaggio sentimentale, una pericena tutti i giovedì dalle 19 alle 21 presso il caffè letterario vicino alla casa Pirandello. Ecco, di cosa si tratta, ingegnere Barone? Sì, si tratta di riecheggiare sicuramente lo spirito dei parchi letterari, che è quello di avere un pubblico, chiamiamolo, o una partecipazione attiva al fine di poter riaprire i nostri cinque sensi che per ora purtroppo in questa società sono in stand-by. Parliamo del gusto, parliamo dell'olfatto, parliamo anche delle note che ci saranno, qualche breve nota musicale che deve intrattenere il pubblico e quindi diciamo l'acustica, l'audio, quindi è un intrattenimento, e delle letture che faremo su Pirandello. Ci troviamo nel mese di giugno, ecco perché Caddi come una lucciola, perché ci stiamo avvicinando alla notte in cui Pirandello è nato alcuni anni fa, in questa casa natale che riecheggia naturalmente un grande evento che ha coinvolto tutta l'umanità. In questi giorni, devo dire solo questo, i turisti che sono venuti, che erano anche gli studiosi, hanno detto una cosa che non avevamo mai sentito, nessuna denigrazione, assolutamente, anzi hanno detto: purtroppo noi pirandellisti notiamo che ad Agrigento o in generale in Sicilia Pirandello è valorizzato per il 3% di quello che meriterebbe. È una cosa molto grave, cari signori che mi ascoltate. Erano dei pirandellisti doc, erano proprio degli studiosi, e che gente che ha visto come Pirandello viene valorizzato nel nostro territorio, cioè al 3%. Tutto pronto per l'assegnazione del premio Buttita. La cerimonia si terrà il prossimo 28 giugno, sempre nel piazzale Caos del Parco Letterario Pirandello. Il Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, ha comunicato i nomi dei vincitori del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttita giunto alla 25ª edizione. Sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell'arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al concorso letterario con elaborati provenienti da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero, che sono stati esaminati dalle qualificate giurie delle varie sezioni del premio. La cerimonia di consegna quest'anno si terrà nella prestigiosa location del Teatro Caos, Parco Letterario Luigi Pirandello di Agrigento, venerdì 28 giugno prossimo con inizio alle ore 20. Il premio speciale Antonio Patti andrà a Don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento.
51esima Assemblea Generale Elettiva e 22esimo Congresso Internazionale del Panathlon ad Agrigento. Saranno 3 giorni di lavori che partiranno il 14 giugno e si protrarranno fino al 16. Ci sarà la tavola rotonda Diversity, Equity and Inclusion in Sports of Women e per eleggere poi le nuove cariche del club. L'iniziativa verrà ospitata nei saloni dell'hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento. Adesso ci fermiamo per la pubblicità. Una mostra su Santa Rosalia alla chiesa di San Lorenzo per iniziativa del Museo Diocesano di Agrigento. Vediamo. Una importante mostra su Santa Rosalia ad Agrigento. Che legame c'è tra la Santa e il territorio agrigentino? Storicamente è forte il legame che ci lega alla Santuzza palermitana e appunto perché il legame è forte noi l'abbiamo inserito in un'iniziativa che ha un respiro nazionale, ovvero il MAB, un'iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale, per l'esattezza l'Ufficio dei Beni Culturali, che vuole in sinergia tra museo, archivi e biblioteche individuare un tema che possa essere sviluppato attraverso le nostre risorse culturali nelle loro sfaccettature. Quindi noi abbiamo scelto il tema di Santa Rosalia perché coinvolge quasi tutta la nostra diocesi e attraverso quelle che sono le testimonianze artistiche, quelle che sono le tradizioni culturali, quindi unire il patrimonio materiale a quello immateriale, abbiamo cercato di restituire quelle che sono le testimonianze più unitarie di questo culto. Cosa racconta questa mostra su Santa Rosalia? Rosalia, culto e devozione nell'Agrigentino. In questo 400° anniversario che sta celebrando la diocesi di Palermo per il rinvenimento delle ossa, che è anche il nostro 400° anniversario del rinvenimento della grotta avvenuta nello stesso anno del rinvenimento delle ossa, proponiamo un percorso attraverso le opere della nostra diocesi che mai hanno lasciato le chiese da Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Racalmuto, Aragona, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro e così tante altre che in itinere arriveranno all'interno della mostra qui a San Lorenzo, che definiamo una mostra dinamica perché ciò che è esposto sono oggetti di culto e quindi per Santa Rosalia dovranno ritornare a fungere da elementi di culto e poi dovranno ritornare nuovamente per la mostra. È un'occasione che diamo alla città, siamo nelle celebrazioni del MAB, un'attività che la diocesi insieme alla Conferenza Episcopale Italiana con un piccolo contributo dell'8 per 1000 ogni anno propone. MAB, museo, archivi e biblioteca, progetto culturale sulla riscoperta di Santa Rosalia. Opere artistiche, opere librarie, opere archivistiche, documentazione storica e la ricostruzione che è stata fatta è veramente importante, dà una lettura di quello che è la devozione e il culto di questa santa che è tanto amata dai siciliani e anche nella nostra diocesi. Questa mostra lancia un messaggio ben preciso, particolare nel suo insieme? Sì, abbiamo scelto il polo culturale San Lorenzo che è polo espositivo del Museo Diocesano, il MAB che di solito facevamo solo in cattedrale al museo l'abbiamo trasferito qui al centro della città. Ci prepariamo a diventare capitale della cultura, noi facciamo cultura attraverso tutto il patrimonio che abbiamo sempre, quindi anche questa si inserisce per far capire come questo spazio, come questo luogo, come la diocesi contribuisce e può contribuire a dare sviluppo al territorio. Ripeto, le opere vengono da tante parti della nostra diocesi e sarà bello andare a visitare quei posti che richiamano le chiese di origine e i comuni di appartenenza. C'è un reperto più prezioso degli altri in questa mostra? Ci sono quelli che hanno un valore naturalmente storico, artistico più importante, però ogni oggetto di culto, anche la statua più semplice, racconta qualcosa di più grande dal valore economico o storico-artistico, che è il valore spirituale, cultuale, devozionale della gente, che davanti a quell'immagine ha pregato, ha presentato speranze, richieste. Questo è il grande valore aggiunto, sono oggetti, elementi per il culto. Nell'ambito delle attività di promozione culturale programmate dalla Proloco di Porto Empedocle, sabato alle ore 18 nella sala convegni del Centro Culturale Umpli Andrea Camilleri
Alla presenza dell'autore, il giornalista Sergio Buonadonna, sarà presentato il libro L'imbroglio, che ricostruisce le vicende legate al tragico delitto del commissario Tandoi. Converseranno con l'autore l'onorevole Ida Carmina, l'ex presidente della Corte d'Appello Salvatore Cardinale, la scrittrice Adriana Iacono e il vice segretario dell'Associazione Siciliana della Stampa Roberto Leone. E adesso siamo arrivati allo sport con il calcio e in particolare con l'Akragas. Sentiamo le novità che ci riferisce Carmelo Lentini. Dario Scozzeri, designato direttore generale dell'Akragas, lascia l'incarico dopo un lungo ripensamento. E questa la notizia che sa un po' di scalpore e lascia un po' di amaro in bocca ai tantissimi tifosi biancazzurri. Ricordiamo che lo stesso Scozzeri, nei primi anni 2000, fece parte sempre con il presidente Deni di un progetto che culminò con la conquista della Coppa Italia e lo ha fatto perché non ha voluto condividere probabilmente alcune nuove strategie societarie, prendendosi una nuova pausa di riflessione. E questa l'ultima novità. Per cui a questo punto il discorso con Dario Scozzeri non è affatto chiuso definitivamente. A questa decisione hanno influito molti motivi professionali e personali che non collimano con la sua attività e che lo impegnano fortemente. Il presidente Carmelo Calleri ha voluto sottolineare testualmente: Dario Scozzeri è una persona innamorata dei colori biancazzurri e sono convinto che quanto prima lo riavremo ancora, non appena avrà appianato alcune situazioni personali. Ma cosa ci aveva dichiarato telefonicamente lo stesso Scozzeri nei giorni scorsi? Ho avuto un ripensamento per sopravvenuti impegni professionali e personali, per cui mi è sembrato doveroso comunicarlo ai vertici societari degli amici Giuseppe Deni e Carmelo Calleri. Non posso, per quanto esposto prima, impegnarmi anima e corpo per l'Akragas, anche perché ritenendomi una persona scrupolosa e puntuale, non avrei potuto dare il giusto apporto. Separazione definitiva? Oppure una pausa di riflessione, per come sottolineato dal presidente Carmelo Calleri. I prossimi giorni saranno importanti e saranno anche nello stesso tempo molto roventi, anche perché sono previste riunioni societarie di routine per definire programmi, ambizioni e ruoli da assegnare. Intanto sul taccuino di Peppe Cammarata, lo abbiamo detto anche nei giorni scorsi, emergono sempre 3 nomi di possibili tecnici biancazzurri. Si tratta di Alberto Mariani, Giovanni Ignoffo e un ex dal passato significativo che ha transitato negli anni scorsi l'Akragas in Lega Pro, vale a dire il partenopeo Vincenzo Feola. Uno di loro sarà il tecnico del futuro biancazzurro e con lui si appronterà una rosa di calciatori che dovrà alzare l'asticella, per come detto spesse volte dalla società biancazzurra. Infine, prime scelte strategiche dell'Akragas in previsione sempre della prossima stagione di Serie D. Con un comunicato uscito proprio nei giorni scorsi, la società ha nominato Graziano Strano nuovo amministratore delegato del club. Avrà il compito di collaborare attivamente con il presidente, nel nostro caso con Carmelo Calleri, ed avrà potere di rappresentanza ed anche di firma. La scorsa stagione lo stesso Graziano Strano aveva ricoperto il ruolo di direttore generale. E termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito anche oggi. Vi ricordiamo che la nostra informazione è visibile alle 15, alle 20 e alle 9 sul 93, in tutta Italia sul 268 delle Smart TV e sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.